Quando eravamo ragazzi, una delle offese maggiori che si potesse rivolgere al proprio interlocutore, ma che era anche un'espressione un po' misteriosa per me almeno, era "mammat e na tofa", "sorat e na tofa". Ma che cos'era questa tofa? Per provare a capire cos'era la tofa e perché ancora oggi diciamo chi le sta ndufat, siamo venuti qui nel reticolo di strade che costituiscono i quartieri spagnoli di Napoli. Siamo venuti esattamente a Vico della Tofa e vediamo cos'è questa benedetta tofa. Dovete sapere che la tofa era una conchiglia di grandi dimensioni, che però noi possiamo considerare addirittura la prima forma di radio marittima, sia la prima forma di comunicazione. Questa è una tofa mediterranea, il nome scientifico è Caronia tritonia. Essa veniva tagliata alle prime 7 spirali e grazie a questo taglio essa diventava un vero e proprio strumento musicale, uno strumento di comunicazione. Nei secoli scorsi, infatti, quando un gruppo di imbarcazioni, una piccola flottiglia, andava a pesca, se una delle barche individuava il banco di tonni, il banco d'alici, lo comunicava a tutte quante le altre. In che modo? Suonando naturalmente la tofa. Non era semplice suonare la tofa, bisognava soffiare con forza, io non lo so fare, più o meno era un suono di questo tipo. Accanto alla tofa mediterranea c'era poi la tofa oceanica, che aveva dimensioni molto più grandi e veniva utilizzata soprattutto da tutti i villaggi costieri. In Africa addirittura, pensate un po', era una sorta di piccolo contenitore d'acqua, era una piccola otre per trasportare l'acqua, insomma le nostre mummarelle, e peraltro vedete aveva questo rivolo naturale che si creava per servire l'acqua. Beh, la natura è straordinaria. Il nome tofa deriva dal termine osco-sannita tufa, che significa appunto conchiglia, e poi divenne anche merce di scambio. I marinai la vendevano ai contadini dell'entroterra, ma che se ne facevano i contadini? La usavano sempre come sirena, come avvertimento. Quando per esempio nel Cilento, no, ancora oggi si seccano i fichi secchi, si seccavano i pomodori, quando arrivava il maltempo da mare, i contadini che erano sulla costa avvisavano quelli dell'interno suonando la tufa. Bisogna mettere i fichi, i pomodori al riparo, sta arrivando il maltempo. Poi nella piedigrotta napoletana divenne uno degli strumenti musicali della piedigrotta, insieme agli scetavaiassa, ai putipù, ai triccaballacchi, ai caccavelli, insomma si suonavano le tufe in ogni angolo di strada e ancora oggi suona la tufa. Si ponevano le mani a forma di conchiglia, qualcuno riesce a mettere un suono molto forte ponendo le mani a forma di conchiglia e se ancora oggi diciamo suona la tufa. In senso estensivo poi la tufa divenne la sirena, anche negli stabilimenti, al porto, per indicare l'orario di inizio e di fine del turno di lavoro si suonava la tufa, la tofa. Beh, per suonare la tofa non era semplice, bisognava soffiare con tutte le proprie forze e quindi cosa succedeva? Che suonando le guance si gonfiavano a dismisura, fin quasi a scoppiare. Ecco perché nasce l'altra parola, sta indufat. Quando una persona, come devo dire, sembra, diciamo, potremmo tradurre in italiano eccessivamente gonfio, anche se la parola indufato è difficilmente traducibile, tiene un occhio indufato, un po' gonfio, che l'umore sta indufata l'acqua, tengo uno stomaco indufato, ecco. Oppure quando qualcuno è molto arrabbiato, sembra sempre che sta pieno di rabbia, pieno di accidi, è troppo avido, mamma mia, ma sta sempre indufato. Perché questo vicolo si chiama Vico della Tofa? Beh, qui le ipotesi sono diverse. Lasciamo perdere che qualcuno potrebbe giocare dicendo che c'erano donne di malaffare in tempo antico, ma non è così. Si chiama Vico Tofa secondo i locali perché questo è l'unico vicolo che guardando verso il mare inquadra sempre le sirene delle navi e che, come sapete, in senso estensivo venivano appunto anch'esse dette tofe perché emettevano un rumore sordo come faceva la tofa. In realtà l'ipotesi più accreditata è che qui, secoli addietro, c'era una fontana con un tritone che suonava una tofa ed ecco perché i napoletani ribattezzarono questo luogo il Vico dove sta a fondare la tofa, insomma, o Vico la tofa. E infine l'ultima domanda, ma perché insomma tofa è un insulto che si indirizza soprattutto alle mamme e alle sorelle? Qui insomma ulteriori spiegazioni forse non sono necessarie, basta evidenziare
la connessione morfologica, diciamo, della forma della tufa con l'organo sessuale femminile. E mi fermo qui.